Sono le 8 del mattino, venerdì 8 maggio. Buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela leggeremo insieme prima i quotidiani regionali, poi anche quelli nazionali con le notizie. Intanto cominciamo stamattina da Sferracavallo. C'è stata un'altra giornata di tensioni tra Sferracavallo e Tommaso Natale, dove continua la recrudescenza della nuova mafia. Sono state trovate delle bottiglie piene di liquido infiammabile proprio davanti ad alcuni esercizi commerciali. Sentiamo e vediamo i particolari nel servizio. Non più colpi di mitra, ma intimidazioni ben chiare lo stesso, anzi forse ancora più chiare e facilmente ricollegabili ad un'imminente richiesta di pizzo. Cresce la paura a Sferracavallo. Nella notte una nuova ondata di avvertimenti in classico stile mafioso sono stati portati a termine ai danni di due esercizi commerciali molto noti e molto centrali proprio a Sferracavallo e di un terzo esercizio nella vicina Tommaso Natale. Si tratta della pizzeria Sunset e del bar pasticceria Sweet Life. Quest'ultimo sorge proprio di fronte alla chiesa del quartiere, in piena area di passaggio. Poco distante altra intimidazione alla pizzeria Ulisse di Tommaso Natale. Davanti all'ingresso delle attività questa mattina i titolari hanno trovato bottiglie piene di liquido infiammabile. A denunciare il ritrovamento sono stati gli stessi titolari, estremamente allarmati da questa escalation. Il primo ritrovamento è avvenuto alle 4 del mattino, è stato il pasticcere del bar a trovare le bottiglie quando stava aprendo il laboratorio. Nessun messaggio accompagnava il ritrovamento della bottiglia, ma l'allarme è cresciuto nell'intera borgata più tardi, quando i titolari della pizzeria Sunset hanno trovato a loro volta la bottiglia davanti all'ingresso ed è esploso in tarda mattina con il terzo episodio. Non è la prima volta che succede. A novembre dello scorso anno bottiglie con benzina erano state lasciate davanti a 5 esercizi commerciali, accompagnate in quel caso da un biglietto con su scritto 5.000 euro. In quel caso nel mirino erano finiti il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Grecale e il Delfino, un tabaccaio e una vicina attività anche in quel caso nel quartiere limitrofo di Tommaso Natale. Ad aprile invece i colpi di mitra contro il ristorante Brigantino, ma senza nessuna richiesta estorsiva. E allora, Emanuela, cominciamo proprio da qui. Sì. Non si ferma, insomma, l'attacco violento della criminalità organizzata. Vediamo su Repubblica Palermo, Sferracavallo sotto attacco, il racket torna a colpire nel mirino bar e ristoranti, 3 bottiglie di benzina lasciate nella borgata e a Tommaso Natale l'esercente: non voglio sottostare ai ricatti, denuncio per i miei figli. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di una risposta alla mobilitazione di commercianti e residenti. Ricordiamo che lo scorso 2 maggio c'è stata una manifestazione proprio a seguito dell'attacco al ristorante Il Brigantino. Sono scesi in strada, in piazza, appunto, commercianti e residenti della borgata di Palermo per dire no alla criminalità organizzata, no alla mafia, e questa potrebbe essere appunto una risposta. Allora andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi. Ecco la risposta della malavita a Sferracavallo. È un po' una sfida questa, a pochi giorni dalla manifestazione anti-racket con 2000 persone in piazza, bottiglie con materiale incendiario trovate davanti a 3 bar. Il sindaco La Galla parla di una situazione gravissima. E poi ci sono anche le parole del presidente della regione Renato Schifani, che dice: la mafia si insabbia e a volte riemerge, è un fenomeno terribile da non sottovalutare o ignorare. Queste appunto le parole del governatore sugli ennesimi episodi di intimidazione tra Sferracavallo e Tommaso Natale. Bene, adesso bene si fa per dire, perché diciamo che andiamo avanti. E altra notizia che arriva sempre dalla Palermitano, dove è stato impedito che si svolgesse il mercatino rionale. Siamo allo Zen, perché si doveva celebrare un funerale. Si parla anche in questo caso di un atto gravissimo. Sono le parole dell'assessore alle attività produttive del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Polizia e carabinieri da oggi pomeriggio sono allo Zen di Palermo per cercare di ricostruire quanto accaduto stamattina con lo stop al mercatino rionale per i funerali di un uomo imputato in un processo di mafia, Carmelo Barone. Si sta cercando di indagare e risalire ai responsabili che questa mattina hanno impedito ai mercatari di lavorare nel quartiere. Secondo quanto hanno ricostruito, questo non sarebbe il primo episodio. Quando nel giorno del mercato si celebrano i funerali, gli ambulanti non installano gli stand. È successo anche a
altre volte come a Brancaccio e allo Sperone. Un'imposizione con metodo mafioso che si è poi configurata nell'effettivo divieto ai commercianti di montare il proprio gazebo per il mercato, hanno dichiarato il deputato regionale Ismaele Lavardera e i consiglieri comunali di Palermo Giulia Argiroffi e Ugo Forello. Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi al mercatino rionale dello Zen, dove gli operatori economici sono stati costretti a non svolgere la propria attività, ha invece detto l'assessore alle attività produttive del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. E leggiamo anche questa tra le notizie sui quotidiani stamattina. Sì, vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia che apre proprio con questa notizia. Vediamo la sfida dei clan dello Zen, bloccato il mercatino per i funerali di un pregiudicato, intimidazioni ai locali. E poi, diciamo, il tema è sempre quello, si ricollega anche al servizio precedente, cioè quello che sta accadendo tra Sferracavallo e Tommaso Natale. C'è un'intervista, chi spara si cerchi un lavoro, parla Alessandro Natoli, imprenditore che è finito nel mirino della criminalità organizzata. Ma ritorniamo invece a questo episodio, andiamo sulla Sicilia, funerali di un pregiudicato, stop al mercato, lutto allo Zen, fermo imposto ai venditori dopo pressioni e messaggi social della famiglia. La denuncia dei consiglieri. Il deputato Lavardera dice nel quartiere ci vuole l'esercito, e poi il sindaco La Galla a fare subito chiarezza. Ancora andiamo a vedere sulla Gazzetta del Sud i funerali di un uomo di rispetto, chiaramente tra virgolette, i figli vietano il mercatino rionale. Hanno avvertito gli espositori di frutta, verdura, casalinghi e vestiti, inutile arrivare allo Zen a Palermo per predisporre gli stand, in quanto si sarebbero svolte le esequie di Carmelo Barone di 64 anni. Quindi insomma la criminalità che sovverte il sistema e praticamente decide, prende il potere. Il deputato Lavardera al Viminale, situazione insostenibile, serve l'esercito per supportare le forze dell'ordine. Adesso siamo a Catania per la sparatoria avvenuta a febbraio davanti a un negozio di barbiere. È stato arrestato il nipote 22enne del boss mafioso Turi Cappello. Gli spari avevano ferito un pregiudicato che doveva essere domiciliare, ma non era però l'obiettivo di questo agguato. Ma sentiamo il servizio e poi con Manuela leggeremo dai quotidiani. Si cambia completamente look dopo la sparatoria, convinto forse di sfuggire alle telecamere e agli investigatori. Ma proprio quel dettaglio, insieme a intercettazioni e alle immagini di videosorveglianza, avrebbe contribuito a incastrare Rosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello. Per la polizia è lui ad aver sparato in pieno giorno davanti a una barberia a San Cristoforo ad un uomo, ferendolo alla gamba, ma sbagliando bersaglio. L'uomo colpito non era il vero obiettivo. Litteri avrebbe voluto colpire un'altra persona che frequentava la barberia. A distanza di mesi la squadra mobile di Catania chiude il cerchio attorno al giovane, arrestato dalla Polizia di Stato. Le accuse contestate sono porto illegale, detenzione di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. L'episodio risale al 10 febbraio scorso, davanti un salone da barba del quartiere San Cristoforo, dove un uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari ma aveva un permesso per svolgere attività proprio nella barberia, si è presentato in ospedale con una grave ferita alla tibia, giudicata guaribile in 30 giorni. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione dei sanitari. Fondamentali per gli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le intercettazioni e il ritrovamento dello scooter dell'indagato abbandonato sul luogo della sparatoria. Rosario Litteri ora è nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Leggiamo anche questa notizia. Restiamo sulla Gazzetta del Sud, vediamo spara nel salone da barba, però ferisce la persona sbagliata. Identificato e arrestato il nipote del boss ergassolano Turi Cappello. Stiamo parlando di Rosario Litteri, 22enne, che si è
reso irreperibile per 3 giorni, poi si è presentato negli uffici della squadra mobile con un look inedito, sperando di poter ingannare i poliziotti, ma non c'è riuscito. Il ragazzo, nipote del boss ergastolano Turi Cappello, finisce in carcere. L'accusa è di porto e di illegale detenzione in luogo pubblico di arma da fuoco e lesioni personali aggravate. Sarebbe lui il responsabile della sparatoria, appunto, che è avvenuta lo scorso febbraio nel quartiere San Cristoforo, dove però ad avere la peggio è stato un sì pregiudicato, ma diciamo che non era poi la vittima designata. Andiamo a vedere anche sulla Sicilia il figlio del sicario ferito per sbaglio, arrestato il nipote di Turi Cappello. Bene, ora voltiamo pagina, siamo ai premi David di Donatello, la Sicilia trionfa, 3 sono i premiati per l'edizione 2026. La Sicilia protagonista i David di Donatello, 3 i premiati con la statuetta che celebra il cinema italiano. La miglior attrice protagonista della 71esima edizione è la palermitana Aurora Rori Quattrocchi, 83 anni, per il film Gioia mia. Intensa la sua interpretazione dell'anziana Gela, zia siciliana del piccolo Nico. Sul palco Rori Quattrocchi ha lanciato un messaggio d'amore per il cinema e per le sale cinematografiche. Poi per Palermo ha ricordato Quattrocchi: questo premio non è soltanto un riconoscimento personale, è il tributo a una scuola teatrale irripetibile fatta di artisti popolari e raffinati, di quartieri, dialetto e poesia. La pellicola Gioia mia porta a casa anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia con Margherita Spampinato, nata a Palermo e cresciuta a Roma. Il suo lavoro restituisce l'immagine di una nuova stagione del cinema italiano, aperta a linguaggi innovativi e a giovani autrici che sanno raccontare la contemporaneità con profondità e originalità. Il film ha ricevuto anche una candidatura alla miglior sceneggiatura originale. A salire sul palco lo scenografo di Acireale Andrea Castorina per il film Le città di pianura. Castorina ha detto: il ruolo del cinema deve essere quello di testimone, ma anche di denuncia sulle ingiustizie. Allora, bella soddisfazione ai David quest'anno per la Sicilia. Assolutamente sì, Angelo. Allora vediamo questa pagina di Repubblica Palermo, un David palermitano, la vittoria di Quattrocchi che viene dal passato, il premio all'attrice, il colpo di coda di una generazione di artigiani del teatro cresciuti nelle cantine. E poi c'è un'altra pagina dedicata a Rori Quattrocchi, lo vediamo sulla Sicilia. L'attrice palermitana è stata premiata appunto con il David di Donatello 2026 come miglior attrice per Gioia mia di Spampinato. Rori Quattrocchi, la vita è passione, il cinema è casa, dice l'attrice. Non finiamo mai di credere, la regista, ed io a quello che è successo con questo film. La vediamo qui mentre stringe l'ambita statuetta. Adesso andiamo, a vedere il resto dei fatti regionali sui quotidiani questa mattina in edicola. Ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica Palermo. Intanto il titolo principale lo abbiamo già visto: il racket non si ferma, torna la paura a Sferracavallo, benzina davanti a 3 locali, gli investigatori, possibile risposta appunto alla manifestazione di solidarietà che si è svolta nella borgata palermitana lo scorso 2 maggio. Ma vediamo anche la sanità in primo piano. SOS pronto soccorso, sospesi i ricoveri in emergenza civico e policlinico per il sovraffollamento, i primari massima criticità. Si parla anche di talassemia, una malattia del sangue particolarmente diffusa soprattutto nell'area mediterranea. Addio trasfusioni all'ospedale Cervello, uno dei 5 centri in Italia autorizzati per questa nuova cura. La Fondazione Cutino ha selezionato i primi pazienti. Il presidente Aurelio Maggio: è una svolta epocale, per la prima volta possiamo parlare di guarigione, quindi sarebbe veramente una grande notizia questa. Andiamo a vedere le altre notizie invece. Cardiochirurgia, il piano della Regione per salvare il centro appunto di Taormina. E poi vediamo nel taglio basso polemica sul decoro tra polli, giostre e ruote panoramiche a Palermo. Insomma, le manifestazioni e gli eventi scelti dall'amministrazione suscitano sempre un po' di dibattito e polemiche. Ricordiamo per esempio la fiera dei polli, poi questa ruota panoramica
dinamica, anche qui è stata una ruota della discordia e quant'altro. Andiamo a vedere adesso la prima pagina invece della Sicilia di oggi. Vediamo le notizie siciliane. Intanto nel taglio centrale la fotonotizia dedicata proprio a questa attrice palermitana consacrata da questo David di Donatello, premio alla sicilianità, trionfa appunto Rory Quattrocchi come migliore attrice. E poi si parla anche del decreto Ponte che diventa legge, c'è la legge, riparte l'iter per il Ponte, la Camera ha dato l'ok definitivo appunto al decreto che riavvia l'iter contestato dalla Corte dei Conti per approvare il progetto del Ponte sullo Stretto. Via libera anche alla nomina di Aldo Isi, AD di RFI, come commissario per le opere complementari e avrà pieni poteri. Vediamo nel taglio basso appunto la cronaca, l'episodio di cui parlavamo prima a Palermo, questo addio al pregiudicato che ha bloccato il mercato appunto dello Zen. All'interno della Sicilia vediamo la prima pagina di Palermo, quindi restiamo appunto nel capoluogo siciliano, concessioni più controlli, il caso Mondello finisce in antimafia, l'audizione in commissione parlamentare dell'assessore Savarino che è stata ascoltata appunto dalla commissione sulla revoca della concessione alla società italo-belga. Savarino ha suggerito un aumento degli uomini della Guardia Costiera per le verifiche sulle concessioni marittime che in questo momento si svolgono solo su segnalazione. La Regione può contribuire, queste le parole. E poi vediamo anche qui naturalmente Sferacavallo, la mafia risponde, bottiglie incendiarie nei locali. E per rimanere in tema di criminalità e di mafia, la sfida del boss, furto del grano dentro il terreno già confiscato a Corleone. Ancora, resta in cella il terzo fermato per la sparatoria di via Montalbo su decisione del GIP di Palermo, Carmen Salustro, che non ha convalidato il fermo ma ha disposto la custodia cautelare in carcere per Salvatore Gioè di 21 anni, indagato assieme a Giovanni Gioè e Rosario Esposito per il tentato omicidio di Danilo Dignoti avvenuto in via Montalbo a Palermo lo scorso 30 aprile. Gli inquirenti sono alla ricerca di un quarto giovane a bordo di uno dei due scooter utilizzati dal comando. Vediamo anche la prima pagina di Catania e provincia, c'è questa storia che oggi viene raccontata sulla Sicilia di una ragazza che è stata picchiata in discoteca, mia figlia pestata in discoteca, parla il padre della vittima che chiede celerità nelle indagini. Sappiamo chi è ed è ancora in giro e sui social. Perché si chiede questo genitore dopo che la figlia ha riportato la frattura del setto nasale proprio a seguito di un pugno che le è stato sferrato da questo giovane a piede libero. Si parla anche del lungomare di Catania, mare mosso e alberi sradicati lungo la passeggiata a seguito insomma di questa ondata di maltempo, possiamo dire, soprattutto caratterizzata da vento insistente proprio sulla città di Catania, tra cartelloni pericolanti e qualche copertura che è volata via. E poi la protesta contro la riforma degli istituti tecnici in piazza per dire no alle aziende nelle scuole. Cambiamo quotidiano, vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, vediamo qualche notizia regionale perché tra poco ci occuperemo invece della stampa nazionale. Allora, cardiochirurgia pediatrica, siamo nel taglio centrale, la regione prova a ricucire con il bambin Gesù che non ha rinnovato la convenzione appunto con il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La decisione dell'ospedale romano di lasciare appunto Taormina ha provocato reazioni negative. E poi istituti tecnici e professionali, studenti in piazza contro la riforma, notizia che troviamo anche qui. Nel taglio basso ovviamente non si può non mettere in prima pagina questo episodio, funerali allo Zen, mercato vietato nel quartiere periferico di Palermo. I figli di un uomo di rispetto hanno inviato un messaggio agli ambulanti: non montate gli stand, e così è stato. Vediamo all'interno della Gazzetta del Sud un'altra notizia.
fiancheggiatori di Messina Denaro condannati anche in appello. Stiamo parlando dell'architetto Massimo Gentile e poi del tecnico radiologo Cosimo Leone, che aveva seguito il percorso sanitario del padrino, assolto un bracciante agricolo. I due imputati, cugini, avrebbero garantito il sostegno al boss durante il periodo di latitanza. L'architetto Massimo Gentile avrebbe fornito la sua identità proprio a Messina Denaro. E poi vediamo ancora all'interno della sempre Gazzetta, la Regione tenta di riannodare il rapporto con il bambin Gesù, le prospettive incerte della cardiochirurgia pediatrica di Taormina alla luce della decisione del gruppo romano di non rinnovare la convenzione dopo 16 anni con il governo siciliano. Anche questo un altro tema che dovrà affrontare il nuovo assessore alla sanità Caruso. Ci fermiamo qui, Angelo, con la rassegna stampa. Bene, d'accordo, fra poco dunque torneremo da Emanuela per leggere invece i fatti sui quotidiani, fatti nazionali, internazionali, sui quotidiani in edicola oggi, chiaramente quotidiani nazionali. Adesso però c'è da vedere la situazione del traffico con le nostre telecamere, intanto sul Tondo Gioieni, dove, dando uno sguardo così veloce, sembra essere abbastanza, diciamo, scorrevole il traffico, almeno per quello che queste immagini dall'alto ci offrono e ci consentono di poter ammirare. Qui siamo invece su via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione è certamente sì di grande diciamo, movimento, di grande traffico, però non mi sembra di poter dire che ci sia il traffico congestionato. Abbiamo forse un'altra immagine da mostrarvi, quella sempre sulla circonvallazione. Siamo sempre su via Lodorico da Pordenone, la parte bassa, l'innesto anche con viale Mediterraneo, l'ingresso da viale Mediterraneo, l'ingresso anche da via Vincenzo Giuffrida. Al momento però non ci sono delle criticità particolari. Ci restituiscono dalla regia una bella cartolina dell'Etna, un'Etna che nella parte sommitale è comunque avvolta da qualche nuvola, ma il cielo oggi, almeno a Catania, è più sgombro di nuvole. Qui invece siamo a Taormina, dove la situazione meteo, almeno a giudicare da queste immagini, è un pochettino più, diciamo così, perturbata, considerato che sono tantissime nuvole. Non si vede l'Etna dal golfo di Taormina. Ci fermiamo a questo punto, fra poco saremo di nuovo insieme per leggere con Emanuela invece i quotidiani nazionali e vedremo quali sono le novità che arrivano anche dal Medio Oriente, perché ci sono state diciamo delle nuove tensioni nella tarda serata di ieri. Si è avuto notizia di qualche di un ritorno di nuovo a qualche schermaglia di guerra, ma non mancano le indicazioni anche dall'Ucraina. Continuano ancora i bombardamenti in territorio ucraino e c'è anche il presidente Zelensky che ha scritto sul social X parlando di una Russia che non si ferma neanche avendo annunciato nonostante tutto una tregua per, sapete, ci saranno i festeggiamenti fra poco in Russia. Però adesso ne parleremo con attenzione con Emanuela, tutto questo fra pochissimo di nuovo insieme. Allora, dicevo prima delle nuove tensioni che sono state in Medio Oriente, che la situazione tra Ucraina e Russia non accenna ad abbassare il livello del conflitto. Emanuela. Sì, però diciamo che oggi i giornali si concentrano molto su questa visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, ieri missione in Vaticano per tentare di ricucire i rapporti con la Santa Sede dopo gli attacchi, ricordiamo, di Donald Trump al pontefice, e poi oggi invece l'incontro con Giorgia Meloni, anche lì Trump che negli ultimi tempi si è lasciato andare ad una serie di affermazioni contro l'Italia che a suo dire
dire, non sarebbe più un paese amico. E allora vediamo il Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi appunto visita a Meloni. Intanto, per quanto riguarda le tensioni internazionali, attacchi incrociati, Iran, Stati Uniti, la tregua sempre più a rischio. E invece per quanto riguarda il Libano, un razzo sulla base italiana Unifil. Il tycoon pressa l'Europa sui dazi. Questo insomma è il sommario di oggi del Corriere. Vediamo appunto la foto dove c'è da un lato Papa Leone XIV, dall'altro invece Marco Rubio. Tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato, la linea di Prevost per la Chiesa. E poi parla anche il cardinale Pizzaballa: no all'ultima parola a chi vuole distruggere. Insomma, la Santa Sede mantiene il punto, soprattutto Papa Leone dice: io non sono un politico, io voglio la pace però. Poi vediamo le altre notizie. Ovviamente non si può non parlare del caso di Garlasco, che ormai riempie le pagine di tutti i quotidiani, perché ieri c'è stata la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia in questo filone bis appunto dell'inchiesta su Garlasco. A breve si attende questo rinvio a giudizio appunto per Andrea Sempio. Ricordiamo, unico indagato per la Procura di Pavia. Per i PM sarebbe stato lui l'unico e solo ad uccidere Chiara Poggi. Allora leggiamo: i PM, Sempio il colpevole per Stasi, revisione possibili, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà. E poi le parole di Marco Poggi, che è stato sentito 2 giorni fa dagli inquirenti ai carabinieri, e dice: mi influenzate. Non si capisce bene la posizione di Marco Poggi, che ricordiamo è sì fratello della vittima ma è anche molto amico di Andrea Sempio. Sembra quasi che un po' tutta la famiglia Poggi, soprattutto Marco Poggi, vogliano blindare la posizione di Sempio e quindi continuare a difenderlo, dire è innocente, e invece continuare a dire che l'unico colpevole è Alberto Stasi, che ricordiamo sta scontando già la sua pena da 11 anni. E poi cambiamo argomento, perché si parla di questo nuovo virus che comincia a mettere in allarme il mondo, soprattutto un mondo che ancora ricorda quello che è stato il periodo del Covid e l'antivirus. C'è questa nave dove è scoppiata questa, diciamo, questo contagio. Ecco, non esageriamo con le parole. Non è il Covid, dice però l'OMS. Antivirus, tra le vittime ci sono 3 persone che sono morte e 8 i contagiati appunto su questa nave Ondius, ma non è il Covid, così l'OMS che ritiene possibili nuovi casi in Sud America. Il primo ammalato e gli indizi portano alla coppia di olandesi morti. Cambiamo quotidiano, vediamo la prima pagina della Repubblica. In alto appunto il monito del Papa a Rubio: lavorare per la pace. E poi tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato statunitense. Dazi, Trump a von der Leyen: l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. E poi vediamo, chiusa l'inchiesta, ha ucciso Chiara, Sempio a processo. Ormai sembra che non ci siano più dubbi sul fatto che appunto inizierà questo processo che vedrà come unico imputato appunto Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Cambiamo argomento, parliamo invece di tennis. Al via il Foro Italico, vediamo Sinner che ieri si è allenato, bagno di folla a Roma appunto per vedere l'allenamento del campione italiano. E poi nel taglio basso vediamo invece il caso Minetti, primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia concessa appunto dal Capo dello Stato. Vediamo la stampa di oggi. Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura. Decidiamo in autunno. E poi l'ultima minaccia di Trump a von der Leyen: azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremo i nostri. Il titolo che oggi sceglie la Stampa per questo incontro in Vaticano è: andiamo in pace, appunto incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio. Vediamo Avvenire.
impegno comune, incontro cordiale, scrive appunto il quotidiano, tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. E poi si parla anche di altre notizie, vediamo questa, il concorso per guide sbaglia strada, prima un test ipernozionistico, poi un orale farsa, su 30.000 sono stati promossi soltanto 230 candidati, stiamo parlando di guide turistiche. Andiamo a vedere il resto del Carlino, dove c'è molta cronaca come sempre. Intanto l'apertura, ecco, dedicata al caso, insomma, dell'anno, possiamo definirlo, una storia che si riscrive, quella di Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio. Verso il processo per il delitto di Chiara Poggi, il fratello della vittima polemizza con i carabinieri, sollecitata dai PM la revisione del processo con la sospensione della pena per Alberto Stasi. Naturalmente i legali di Stasi cercano di cogliere l'occasione per fare scarcerare il prima possibile appunto il giovane che, ricordiamo, è stato condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata avvenuto 19 anni fa. Vediamo altre notizie, anche qui il caso Minetti, i magistrati niente irregolarità nell'adozione, e poi ancora scontri tra Giuli e Buttafuoco per la Biennale. Il ministro critica il presidente, inopportuno citare Mattarella. E poi nel taglio basso invece vediamo Cesare Battisti, vorrei rivedere mio figlio, la lettera alla nazione, in carcere senza diritti. E poi si parla anche della banda della Uno Bianca, l'ex PM di Bologna che indagò su Savi, falange armata dietro alla Uno Bianca. Giovanni Spinosa, mai creduto che abbiano agito da soli. C'è questo caso di cui si occupa oggi il resto del Carlino. Mamma scompare con i 2 figli, erano in vacanza in Friuli, ritrovata l'auto in famiglia. Vediamo il Messaggero, anche qui apertura dedicata a questo incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano e il Papa Rubio, avanti per la pace, un colloquio è durato 45 minuti. Il segretario di Stato ha detto relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi invece ci sono stati i bilaterali con Magyar, ricordiamo il nuovo premier ungherese Tusk e il premier libico. E poi ecco qui la foto, le 3 foto messe, montate, ecco Chiara Poggi, vediamo Andrea Sempio al centro e sotto Marco Poggi, il fratello della vittima. Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà, non hanno dubbi i magistrati, chiusa l'indagine bis. Marco Poggi invece ostile nelle risposte, per i PM ha cambiato versione. E anche qui bisogna capire perché appunto Marco Poggi dovrebbe eventualmente difendere quello che secondo la procura è l'assassino appunto della sorella. Vediamo il Giornale. Terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione. Indagini chiuse, ha ucciso Chiara con odio, gli inquirenti, Marco Poggi appunto ostile. Non so se abbiamo ancora tempo, sì, Angelo. Abbiamo ancora qualche momento. Vediamo velocemente qualche altro titolo. Vediamo Libero, la linea di Libero è sempre stata quella di difendere Stasi. Vittorio Feltri ha scritto pagine e pagine e pagine proprio dicendo che non era lui l'assassino, e quindi Libero fa il titolo proprio su Stasi e scrive: e ora liberate Stasi, tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia. Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, l'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. Vediamo un'ultima prima pagina, cambiamo argomento, vediamo il Sole 24 Ore. Borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti, la prospettiva di negoziati Stati Uniti-Iran spinge i listini che poi cedono nel finale. Insider a Wall Street, inchiesta su trading per oltre 2,6 miliardi. Molto bene, grazie allora a Emanuela, sarà ancora con noi Emanuela
per altre notizie, diciamo più avanti, qualcosa di più curioso, magari particolare, nel corso della nostra mattinata. Adesso ci fermiamo ancora, è il momento di fare una breve sosta e poi i primi ospiti della mattinata a Buongiorno Sicilia. Bentrovati a Buongiorno Sicilia, i primi ospiti annunciati. Allora con me in studio Marco Colombrita, buongiorno. Grazie anche ad Antonio Piana, rispettivamente presidente di ESAC e direttore di ESAC, dunque il presidente dell'ente Scuola Edile di Catania e anche il direttore dell'ente Scuola Edile di Catania. Stamattina parliamo di che cosa? Parliamo di sicurezza nei cantieri, ma nei cantieri stradali. Ecco, questo è, diciamo, il tema dell'incontro che si tiene nella mattinata di oggi. Cantieri stradali, sicurezza in prima corsia. Quindi comincerei con il presidente Colombrita. La necessità di un confronto su temi che sono sempre di grande attualità, che riguardano la sicurezza sul lavoro, ma nel caso specifico proprio i cantieri che si fanno sulle strade, sulle nostre strade. Sì, la giornata di oggi viene inserita all'interno della giornata mondiale della sicurezza organizzata dal Formedil Nazionale. Noi con l'ESEC Formedil Catania abbiamo individuato questo tema specifico sui cantieri stradali, che è un tema molto delicato ed importante, in quanto una buona percentuale degli infortuni che sono presenti sono proprio relativi a questo tipo di degli investimenti all'interno dei cantieri stradali, ed inoltre è un tema molto delicato in quanto buona parte di questi infortuni sono di tipo mortale. All'interno del convegno che ospiteremo presso la nostra sede parteciperà la Polizia Stradale, l'ASP, l'INAIL e gli ordini professionali. Questo cosa significa? Cioè la presenza di queste istituzioni e di questi enti significa che c'è la necessità di una stretta collaborazione, di una sinergia tra più soggetti, perché poi parliamo sempre di sicurezza sul lavoro, ma in realtà molte volte quello che si pratica non è tanto la pratica, ma la teoria. Scusatemi il passaggio, diciamo, è un po' una cosa più burocratica. Poi in effetti magari sì, si fa il corso e finisce lì, però non si mettono in pratica determinate regole, mettiamola così. Sì, esatto, esatto. Lei ha proprio centrato il focus. È chiaro che i soggetti che oggi partecipano a questa giornata sono a vario titolo deputati alla garanzia della sicurezza pubblica. Per quanto riguarda il ruolo di ESEC in modo particolare, visto che ci occupiamo di formazione, come lei diceva, spesso ciò che si pratica non è ciò che si predica, e questo gap poi influenza negativamente quello che è il tasso degli infortuni oggi in Italia, in Sicilia e a Catania in modo particolare. Non è sempre solo effetto della formazione, perché come spesso diciamo anche nei nostri esempi, no? Una ottimissima formazione non può garantire un'altrettanta efficace messa in pratica di quella formazione lì. Un conto è prendere la patente, prenderla col massimo dei voti, un conto è guidare su strada in modo consono rispetto a quanto appreso durante gli esami della patente. È fondamentale. Esatto. Torniamo adesso ai temi di oggi, perché tra i tanti temi c'è il ruolo anche della segnaletica come strumento di prevenzione e di protezione. Quindi quanto è importante quando si è in un cantiere, quando si apre un cantiere, tenere conto di quella che è la segnaletica che viene indicata
che viene esposta. Fondamentale, una altissima percentuale degli incidenti che avvengono, degli infortuni che avvengono all'interno dei cantieri stradali proprio riguardano l'investimento, ed una delle cause principali è quindi la non corretta posa della segnaletica stradale. Noi come ESEC con i nostri formatori siamo abilitati per poter erogare questi corsi relativi quindi a figure più specializzate, figure più generali, insomma, che riescono una volta seguito il corso, a rispettare la normativa e quindi fare in modo che i cantieri stradali siano in sicurezza. La sicurezza dei cantieri stradali, ci sono anche dei rischi che sono collegati come dire, agli spostamenti che avvengono mentre questo cantiere è aperto, è in atto, perché chiaramente quando un cantiere è aperto si fa traffico aperto, molto spesso si lavora con la circolazione, la viabilità, come abbiamo visto prima, sempre in continua evoluzione, e là ci sono altri rischi, bisogna fare molta attenzione. E quello è uno dei rischi principali, questa interferenza fra i lavori, il cantiere e la circolazione su strada è una delle cause da garantire e comunque da governare in modo sicuro. Ovviamente la formazione e la sicurezza è tenuta ad applicarla all'impresa, ma proprio perché questi cantieri stradali si installano dentro una circolazione più ampia, è evidente che non può bastare solo l'attenzione e l'applicazione delle norme da parte dell'impresa, ma deve essere accompagnata da un'altrettanta attenzione da parte di chi deve garantire la circolazione stradale in sicurezza. Insomma, servono anche delle competenze tecniche perché si possa poi mettere in atto tutto quello che noi in questo momento stiamo raccontando, no? Stiamo dicendo che, come dice lei, la formazione, ma la formazione a monte ha delle competenze che devono essere trasmesse a chi poi opera praticamente sul campo, ogni giorno, quotidianamente, quando ci sono questi. E diciamo che la prevenzione diventa, abbiamo sempre detto, lo strumento fondamentale, la linea, diciamo, a cui mirare per evitare che ci possano essere poi dopo eventi che irreparabili molte volte. Sì, condivido, è appunto un aspetto che ritengo molto importante in un cantiere stradale come in un altro, è anche il trasferimento delle competenze all'interno di un'azienda, quindi andare per gradi magari ad un giovane ragazzo che ha seguito il corso di segnaletica stradale, magari affiancarlo ad una persona di maggiore esperienza che piano piano, insomma, lo formi e lo faccia crescere da un punto di vista professionale, perché come, insomma, ha evidenziato lei, la formazione è fondamentale, ma poi l'esperienza sul campo è altrettanto importante. Io non posso con voi non parlare della formazione vostra, nel senso voi vi rivolgete ai giovani in linea di massima, poi magari partecipano ai vostri corsi anche persone che sono un po' più avanti negli anni, però formare lavoratori, formare persone responsabili per il futuro è sicuramente una garanzia. È una garanzia e una responsabilità. Infatti spesso si fa l'equazione, no? Formazione uguale insegnamento. Formare non è insegnare, formare è dare forma a un lavoratore, ma non riferito solo come lavoratore manuale all'interno dell'impresa, ma anche un lavoratore amministrativo, un lavoratore manager, perché all'interno dell'impresa i lavori sono tanti. Avere quadri manager qualificati, responsabili, significa con buona probabilità trasferire questa responsabilità anche nel modo di essere, nel modo di fare l'impresa. A maggior ragione dico l'ESEC, che è l'organismo bilaterale territoriale del sistema ANCE, quindi Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e sindacato, quindi tre
Fenel, Wilfilca, Cisl, Fillea, CGIL dall'altro. Entrambi costituiscono il mondo che deve garantire tanto la sicurezza dei lavoratori quanto la responsabilità delle imprese. Abbiamo un minuto, ricordiamo l'appuntamento di stamattina, fra poco, quindi voi avete anticipato alcuni temi, lo state facendo qui a Buongiorno Sicilia, a partire dalle 9.30 sino alle 13.30 vi ritroverete presso la vostra sede in strada Boschetto Playa al numero 2 per dibattere di sicurezza, di prevenzione e di tutto quello che ruota attorno ai cantieri, nel caso specifico, che si aprono sulle nostre strade, sulle strade della nostra regione, della città di Catania nel caso specifico. Sì, alle 9:30 inizieranno i lavori, avremo degli illustri ospiti in rappresentanza dei partecipanti prima detti. Sì, diciamo la polizia stradale, ci sarà l'ASP, ci sarà l'INAIL, ci saranno professionisti del settore, insomma abbracciate un po' tutti, diciamo, quelli che sono i soggetti che si interfacciano con voi per garantire poi alla fine la sicurezza nei cantieri. Grazie al presidente di ESEC Marco Colombrita, e grazie anche ad Antonio Piana, che è il direttore di ESEC, che è l'ente scuola edile di Catania. Buon lavoro, buona giornata. Noi ci dobbiamo fermare fra poco, vedo già in collegamento la nostra Veronica Barbarino, e quindi restate insieme a noi, cambieremo argomento, parleremo di una cosa più leggera sicuramente, parleremo di musica qui a Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Condizioni di instabilità nella giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, qualche schiarità in più sulle 2 isole maggiori, variabile invece al nord con la possibilità di qualche nota instabile sull'arco alpino. Sulla Sicilia infatti sarà una giornata in prevalenza soleggiata, da segnalare solo i locali rinforzi di vento con mari infatti mossi e specie al largo, temperature massime gradevoli, con picchi infatti che potranno anche toccare i 23-24 gradi. Nel corso della giornata di sabato continuerà a splendere il sole sulla Sicilia, la ventilazione sarà debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore rialzo, con valori infatti che potranno andare anche oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo. Allora, avevo anticipato che saremmo stati con la nostra Veronica solo per un saluto intanto in questa finestra, Veronica, semplicemente un saluto a te e Buongiorno! Dentro uno studio di registrazione. E allora una buona giornata fra poco, verremo da te, sei a Ragusa per parlare di In Deep and Dance. Grazie al tuo ospite che è Vincent Migliorisi. A dopo, grazie Veronica. Allora, invece adesso siamo qui in studio per parlare di un tema di cui ci siamo occupati anche qualche giorno fa nei nostri telegiornali, cioè quelle delle mamme italiane che non hanno di fatto la possibilità di lavorare in serenità, poter accudire i loro figli, fare le cose che non sono soltanto di casa, insomma è uno stress fare la mamma. Buongiorno ad Alessio Fasulo, chiedo scusa, è referente regionale di Save the Children che ha fornito questi dati. Dati, mi permetta di dire, che purtroppo, ahimè, mettono ancora una volta il Sud Italia in fondo a questa classifica, ma soprattutto mettono la Sicilia proprio a fanalino di coda. Sì, proprio così. La fotografia che traccia il report, l'11° report L'Equilibriste, la maternità in Italia, ahimè, disegna una situazione delle donne e delle madri in lieve peggioramento in termini assoluti per quanto riguarda il sistema paese, e ancora di più rispetto alla nostra regione, alla Sicilia, che in una classifica sviluppata in base ad un indice, l'indice delle madri che Istat ha sviluppato per conto di Save the Children, scende dalla 17ª posizione del 2024 all'ultima posizione rispetto all'anno 2025. Su questo gravano sicuramente l'assenza di servizi o l'impossibilità e la difficoltà delle madri di rientrare nel mondo del lavoro
una volta appunto diventate madri. Tutto questo traccia un paese che è di una regione che sicuramente non sono mother friendly, per dirla un termine anglosassone. Assolutamente no, però ne parliamo oggi. Oggi è l'8 maggio, fra qualche giorno c'è la festa della mamma, domenica sì. Si festeggiano le mamme, e pensare che nel 2026 stiamo arrancando, perché arranchiamo, nel caso specifico della Sicilia, fa un po' riflettere, fa un po' pensare. Sì, decisamente, perché noi siamo arrivati all'11ª edizione di questo report e ahimè la situazione delle madri non è cambiata di molto, anzi, come dicevo poco fa, forse quest'anno si è registrato qualche passo indietro. Siamo in una situazione in cui le donne spesso si trovano a dover scegliere fra carriera o famiglia, a entrare con molta difficoltà nel mondo del lavoro o a subire la cosiddetta penalizzazione delle madri, cioè quella percentuale di penalizzazione che colpisce le madri una volta in termini di retribuzione, di partecipazione al mercato del lavoro e di possibilità di carriera. Guardi, mentre lei parlava leggevo anche alcune note che mi vengono fornite, che mi sono state fornite, però sappiamo, insomma, la Sicilia, il Mezzogiorno sicuramente soffrono, sono un po' in difficoltà da un punto di vista economico anche, ma perché a Bolzano, in Valle d'Aosta, non ci sono le stesse condizioni? Siamo nello stesso Stato. Perché non ci sono queste stesse condizioni? A che cosa è dovuto? Possiamo capire la fragilità economica, possiamo capire la fragilità delle nostre regioni, le regioni del sud, ma le leggi si applicano in maniera, diciamo, uguale su tutto il territorio? Sì. Una prima risposta potrebbe essere nella mancanza dei servizi, in questo caso con riferimento appunto all'essere madre e alla maternità. Sono molto più sviluppati in alcune zone del nostro paese, un po' meno disponibili e accessibili in altre zone del nostro paese. Ci sono varie motivazioni. L'indice appunto delle madri comprende 7 livelli, vanno dalla demografia alla soddisfazione personale, alla partecipazione, ai servizi, alla violenza, la salute e il lavoro. Il cumulo di tutti questi livelli porta poi a queste differenziazioni molto marcate fra diverse zone del paese. Ora, se è vero che sicuramente c'è una grande differenza fra il nord e il sud, basti pensare che la regione del sud più virtuosa nella classifica di cui parlavamo prima si attesta al 14° posto ed è l'Abruzzo. È anche vero che criticità si registrano anche nelle zone del nord del nostro paese. Insomma, fare la mamma in Italia, diciamo così, in Italia non è facile, non è assolutamente, non è semplice. Ma allora che cosa si potrebbe fare? Allora, sicuramente servono degli interventi integrati in un quadro di politiche strutturali che vadano in questo senso a supportare l'essere madre e la famiglia in generale. Lo sviluppo di politiche di occupazione stabile è uno degli elementi che potrebbe, a nostro modo di vedere, influenzare e invertire questo trend. Rendere servizi all'infanzia accessibili e di qualità. Aumentare gli strumenti di sostegno economico, aiutare i ragazzi, i giovani, i ragazzi e ragazze nel sostenerli in funzione di un'autonomia abitativa. Delle misure di welfare che siano coerenti e che accompagnino le persone, in questo caso le madri, in tutte le fasi della propria vita. E dopo aiutare la divisione del carico rispetto appunto alla famiglia, che in questo momento in tante occasioni sta completamente appunto in capo alle donne.
Cosa si può fare da un punto di vista legislativo per quanto riguarda i congedi parentali? Renderli uguali sia per i papà sia per le mamme, aumentare il servizio, implementare e fortificare i servizi del sistema 06 e integrare questi servizi con gli altri presenti sul territorio, in maniera tale da creare una rete di cura che possa aiutare le giovani mamme in primis e i giovani papà a essere dei buoni genitori, ma anche dei buoni lavoratori. Per quello che lei sta dicendo, insomma, il nostro welfare ha bisogno di una ristrutturazione da questo punto di vista. Sì, a partire appunto dai congedi parentali, rendere uguali. C'è stato un momento in cui si è discusso di una parificazione, no? Sì, devo dire che il tema è sempre stato, ultimamente forse ancora di più, al centro del dibattito pubblico. Proprio per questo, al di là del dibattito che è giusto che ci sia, adesso bisogna passare a una fase più operativa, creando le condizioni affinché le donne non si trovino più nella situazione di dover scegliere fra la famiglia e il lavoro. E una maggiore collaborazione, devo dire, non sarebbe poi da io dico in famiglia. Non guasta mai. Assolutamente no. Grazie ad Alessio Fasulo, che è il referente regionale di Save the Children, ci ha raccontato insomma quella che è la situazione, ci ha fotografato, non è una bella fotografia, non ha raccontato delle cose positive, la situazione delle mamme in Italia, ma in modo particolare nella nostra regione, il sud, è in grande sofferenza. Fanno le equilibriste, sono state definite le equilibriste, le mamme, tutte le mamme. Ricordiamo, il 10, domenica, è la festa della mamma. Grazie ancora per essere stato con noi stamattina a Buongiorno Sicilia. Fra poco veramente parliamo di musica, stavolta sentiremo qualche nota, ma intanto concedeteci una brevissima sosta. Allora, l'abbiamo intravista prima, adesso la rivediamo e andiamo a Ragusa da Veronica Barbarino. Buongiorno, con te c'è Vincent Migliorisi, una buona giornata. Buongiorno a voi, sì, ci troviamo a Scicli all'interno dello studio di registrazione di Vincent Migliorisi e qui all'interno ci sono tantissimi strumenti e ve ne facciamo ascoltare uno, quindi sigla. Ti piace questo intervallo, Angela? Molto interessante. Qui tutti questi strumenti ovviamente Vincent li suona, ma ce n'è tantissimi. Quello che hai in braccio che cos'è? Questa è una mandola del secolo scorso, legni vecchissimi che però ancora suonano e funzionano. Hai visto? È raccordatissima. Sì, è vero. È tutto vero, tutto reale. Tutto reale. Allora, Vincent Migliorisi è un cantautore, è un produttore, un compositore e spazia tra la musica folk, quella elettronica, la musica di immagine. Quando inizia la tua carriera? Qualche anno fa, quasi 25, anzi forse 25 e pure più, con le prime band, sai, le prime esperienze di interplay, oggi lo chiamano, suonare proprio con altre persone. Ho scoperto in realtà di avere un gran bell'orecchio, a parte averlo studiato insomma a scuola, poi ho fatto parte di conservatorio, ho studiato un po' ciò che si doveva studiare, ecco. Ma appena ne ho avuto la padronanza mi sono buttato subito sui palchi, quindi adesso sono più di 25 anni, dobbiamo festeggiare. Ecco, 25 anni, la prima band con cui hai suonato, chi è stata? La prima band è stata la Casbah, una band che è nata alla fine degli anni 90, facevamo etno rock, insomma ci ha dato possibilità di esplorare e di conoscere appunto il mondo della musica, che non era solo quello della Sicilia ma anche quello dei festival, erano dei periodi anche molto fertili per la musica, quindi questi sono sicuramente l'inizio, l'esordio molto importante. Con la Casbah che cosa suonavi? Con la Casbah suonavo il mandolino, il basso, avevo ricominciato con le percussioni e poi alla fine sono finito a scrivere le musiche, suonare questi strumenti qua etnici che sono la mia passione e la mia peculiarità. Ma non è l'unica esperienza collettiva che hai avuto. Io so che hai lavorato con la Pesce, Italè.
Ho lavorato con Teresa Desio, grazie sempre a questi strumenti, Buonanima di Davide Riondino che adesso insomma da pochissimo ci ha lasciato, ho avuto Piccola Orchestra Primavera, Talè, tutti i gruppi di cui ho fatto parte, poi sono diventato ovviamente più che musicista, autore pure, e poi calcando i grandi palchi insomma ho avuto anche modo di di avere delle esperienze molto formative dal punto di vista sia tecnico che umano, diciamo. E poi il trio Casa Mia. E poi il trio Casa Mia, che è il mio lato divertente, perché io mi divido sempre tra il serio e il faceto. E il trio Casa Mia è stato un mio modo di far rivivere, ecco, le musiche degli anni 70-80, parliamo di stacchetti, jingle, Sì. serie TV, colonne sonore dei film di Franco e Ciccio. Abbiamo un video infatti del trio Casa Mia che fa vedere la vostra esibizione. Sì. E lì diciamo ho trovato un modo per noi sblocchiamo dei ricordi, come dicono adesso i giovani, che è un modo in qualche modo per portare avanti il repertorio di quegli anni lì e poi divertire gente che li ha vissuti davvero. Trio, chi siete? Il trio abbiamo cambiato adesso un pochino formazione, siamo io, poi c'è un basso tuba, Rino Taverna e Federico Torrisi, clarinettista, e quindi prima c'era il sassofono col violoncello, insomma diciamo che è diventato quasi un collettivo questo del trio, è sempre molto molto divertente. Ecco, questa è la vecchia formazione. Ma siete vestiti come la televisione? Sì, tema cinescopico, sì, Rai, tra l'altro in Rai abbiamo avuto molti complimenti per il nostro look, e quindi diciamo che riportando in auge questo periodo capisci che ci sta pure dal punto di vista visivo, si parli Ah bene, molto carino. cromaticamente. Cromaticamente sì, venite fuori bene, simpatico. Dopo questo poi ovviamente è arrivato la tua parentesi cantautoriale con The Folk, che è insomma veramente un mio esperimento, quasi volevo dare voce a tante canzoni che avevo scritto negli anni, ed è stata una bellissima esperienza. Ho avuto anche delle belle collaborazioni col conterraneo Luca Madonia, che è un grandissimo autore. Ecco, questo è il video della Lumaca in cui faccio la routine mattutina, e insomma la storia della Lumaca. La Lumaca racconta appunto la storia di uno che fa tanto per arrivare da qualche parte, e infatti il ritornello, così come il brano dice, la Lumaca se non la schiacciano prima o poi arriva. Ecco. Oggi purtroppo mi dispiace constatare che non è sempre così, bisogna seminare bene, però anche qui c'è Giovannino Arezzo che si è prestato a fare, perché poi diciamoci la verità, fare il proprio lavoro e divertirsi, non c'è cosa più bella, non c'è cosa più bella da quel di più, quindi diventa un gioco, non è più un lavoro, sì. quando si fanno le cose che piacciono. Sì. Ma la tua identità sonora come si costruisce? Questa è una bellissima domanda. Nasce sicuramente dal folk, parte dal folk e ritorna sempre al folk. Come ti dicevo prima quando non eravamo in onda, io ho cercato di combattere questo mio aspetto folk, perché a volte sai, da folk a folklore è un attimo davvero. Sì. Quindi mi piace l'idea di sperimentare, mi piace l'idea di cambiare. Quindi parto da lì, faccio dei giri incredibili, voli pindarici, e poi torno sempre lì. In qualche modo è anche la mia casa e la mia ancora di salvezza, il folk. E oggi lo unisce all'elettronica e nasce Deep and Dance. Intanto Deep and Dance è un gioco di parole. Sì, giusto? Indipendenza è il gioco di parole che sta tra indipendenza e però che nel profondo balli, perché è anche questo una nuova sorta di sperimentazione. Volevo partire, io parto sempre dalla melodia, sono un amante della melodia e dell'armonia musicale, invece questa volta volevo partire, come dicono i giovani, dal beat, no? Dal groove, quindi partire da ciò che poteva essere ballabile. Quindi sono partito dal discorso del ritmo e ho cercato di fare un progetto che, devo dire, sta anche riscuotendo un discreto successo, nel senso che comunque questo mio voler far breccia nel ritmo, tutto ciò che poteva essere in qualche modo diverso da quello che ho fatto, sta funzionando, e mi sono divertito anche questa volta. Questo è un progetto di... Sì, dimmi. No, semplicemente per chiedere a Vincent, che negli anni ha attraversato diverse fasi, per quello che abbiamo capito, no? C'è sempre comunque un ritorno alle origini, a quello che ha dato il via poi al suo amore per la musica. Però la mia curiosità è questa.
influenze culturali, influenze chiaramente anche di diversi tipi di musica, ma alla fine com'è che viene, come funziona questo mix tra la tradizione, c'è la musica folk, mettiamola così, e l'elettronica? Come si riesce a mettere insieme momenti musicali che sembrano distantissimi tra di loro? Sì, questo è, diciamo, appunto fa parte dell'esperimento, trovare la quadratura proprio tra... Io ad esempio sono un appassionato di musica mediterranea, ovviamente, quindi abbiamo strumenti tipici, ce n'è uno sullo sfondo proprio della musica mediterranea, quello è un oud iraniano, quindi mettere insieme questo, io credo alla fine che quando trovi il giusto equilibrio è molto naturale e lo avverti, quindi se lo fai come ricerca e come gioco rimane, diciamo che arrivi comunque, riesci a trovare una situazione che musicalmente, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista compositivo, ecco, possa essere soddisfacente. Una ricerca che deve essere in qualche modo, in cui l'obiettivo deve essere sempre in qualche modo di non perdere, ecco, appunto le proprie radici, ma attualizzarlo, perché essere contemporanei a volte, soprattutto oggi, può sembrare una forzatura. Quindi io dico, finché l'esperimento è naturale e avviene tutto senza perdere di vista l'obiettivo finale, che è quello di produrre musica, che secondo me oggi rimane un avamposto culturale, proprio riuscire a produrre musica in un momento in cui la discografia è persa più tra i suoni e l'hype di essere un cantante o un rapper. Quindi credo che in questo momento il musicista, per assurdo, io vedo il bicchiere mezzo pieno, abbia più da dire adesso che non magari nel passato, quindi bisogna insistere. Ecco, insistere, ma il tuo rapporto con la Sicilia è stato facile emergere da qua? È un po' di amore? È un po' di amore, perché questa terra, come tu sai bene, rivendica un diritto di appartenenza sempre, quindi quando lavori fuori e non sei in Sicilia subisci questo fascino, questa mancanza della mamma che ti chiama, però secondo me deve essere sempre un punto di partenza, perché per produrre devi stare in un posto che ami, e quale posto migliore della tua terra, quindi magari vai, ma in qualche modo con la testa sei sempre qui. Veronica, allora non abbiamo moltissimo tempo, dobbiamo fermarci qui, abbiamo cercato di fare questo percorso anche attraverso dei video che abbiamo visto, che ci hanno accompagnato rispetto a quello che ci ha raccontato anche Vincent. A lui auguriamo chiaramente un buon lavoro e buona prosecuzione per questo Independence, che è, diciamo, l'ultimo in ordine di tempo e in maniera cronologica. Auguriamo anche alla nostra Veronica buon lavoro, perché immaginiamo stia preparando qualcosa anche per noi, per le prossime ore, anche nei nostri telegiornali. Grazie comunque per essere stati con noi questa mattina. Devo correre perché, anzi, siamo qualcosina in ritardo. È il momento di aprire una finestra sulle stelle. C'è come sempre il nostro Marco Amato, c'è la sigla prima però. Siamo a venerdì, è il momento di conoscere che cosa ci riservano le stelle per il fine settimana. Buongiorno a te, Marco. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Ebbene, oggi le stelle parlano di un weekend veramente originale. Luna caratterizzata dal suo passaggio in Acquario, abbracciando Plutone, il pianeta misterioso e dalle mille creatività. Il fascino aumenta esponenzialmente. Ma cosa accade nello zodiaco? In questo weekend, in cui si chiariranno alcuni dubbi, alcuni amori partiranno, altri invece chiederanno un po' di tempo per pensare. Vediamo nello zodiaco cosa accade tra venerdì, sabato e domenica. Ariete, per voi oggi è l'inizio di un weekend decisamente molto importante, reduci da tutta una serie di cambiamenti lavorativi importanti. Adesso finalmente vi dedicate all'amore, alle passioni, come è giusto che sia. Toro, per voi risulterà un pochino urticante ma utilissima la luna di questo fine settimana, proprio perché finalmente vi aprirete col partner o con qualche persona fidata ai vostri dubbi e
facendo in modo da fare venire fuori tutti i vostri dubbi, ma chiarendo e finalmente esorcizzando alcune nuove paure che vengono dai cambiamenti fatto al lavoro nella vostra logistica. State andando comunque benissimo, il cielo è solido, quindi procedete gemelli. Per voi la Luna fa un gioco veramente bellissimo, proprio perché è un trigono con Urano appena arrivato nei vostri gradi zodiacali all'inizio, per cui un colpo di fulmine bellissimo che poi si sposta su Venere ancora presente nei vostri gradi, per cui favorisce l'amore e lo scatto in avanti di una passione su un po' di incerti, ma finalmente si Cancro. La Luna quando è in Acquario vi fa sognare, proprio perché se voi siete il segno del sogno, la Luna in Acquario è la configurazione della fantasia, il vostro astro vi porta passione, estro, creatività e finalmente arriva ad una nuova governance della situazione sentimentale. Leone, voi avete la Luna in opposizione a Plutone, quindi ci saranno tutta una serie di aspettative che verranno magari un po' deluse, forse dovete atterrare su un piano della realtà, forse accettare le diversità del partner o delle persone intorno a voi o dei cambiamenti al lavoro nei quali non credete, ma di cui comunque riuscirete a tenere bene la governance. Vergine, per voi è un momento veramente creativo, estroso, pieno di cose che nel vostro quotidiano accadono, che vi sorprendono, una nuova conduzione della vostra routine, della vostra quotidianità, con tante variazioni sul tema che vi piacerà un poco. Bilancia, Luna di Trigono per voi, che vi riprende da una settimana veramente molto pesante e complessa e che vi riporta ad una realtà più armonica. Anche Venere, il vostro pianeta in Trigono, per cui questo weekend è una vera e propria oasi di felicità. Scorpione, per voi invece questo weekend è un weekend di scoperta, proprio perché i dubbi che nutrite riguardo a una persona saranno finalmente chiariti. Voi deciderete comunque di procedere, ma al prezzo di una mediazione che stabilirete. Sagittario, per voi è una luna super comunicativa, allegra, estrosa, forse molti di voi, soprattutto i single, si comprometteranno un po' con dei rapporti neofiti nuovi con i quali vi piacerà moltissimo avere a che fare, vi sorprenderete. Capricorno, per voi la luna parla di una visione chiara delle cose, oggettiva, concreta, che porta comunque denari. Siete sempre immersi nella progettazione spasmodica dei vostri voli pindarici e delle carriere. L'amore però c'è e molti di voi potrebbero decidere di fare una proposta importante. Acquario, i veri protagonisti dello zodiaco questo weekend siete proprio voi. La luna attraverserà questi 2 giorni e mezzo i vostri gradi zodiacali, dandovi spinta, coraggio, estro, e voi risulterete più affascinanti dello zodiaco. Pesci, infine, per voi la luna è una luna super intuitiva, per voi che siete dei segni zodiacali d'acqua e che avete una capacità empatica notevolissima. Le intuizioni o quello che riuscirete in questo weekend a captare sarà costruirete la vostra prossima settimana. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Ci ritroviamo la settimana prossima, caro Angelo. Buon weekend, Sicilia. Grazie a te Marco, buon fine settimana anche a te. E adesso vediamo quali sono gli appuntamenti che in questo weekend si possono, diciamo, ammirare, quali sono i fatti e gli appuntamenti da seguire nella nostra regione. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Dal 7 al 10 maggio al Teatro Biondo di Palermo va in scena Lady D, spettacolo scritto e interpretato da Annalisa Favetti. Il racconto parte dalle ultime ore di vita di Diana Spencer dopo l'incidente del 31 agosto 1997 a Parigi e ricostruisce, in forma teatrale, una figura entrata nella memoria collettiva. Giovedì 7 maggio, a Palazzo Biscari di Catania, appuntamento con Le 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Il concerto porta la musica barocca in uno dei palazzi storici più importanti della città, con inizio previsto alle ore 21.
Dal 9 al 10 maggio sulle Madonie Blufi ospita la sagra del finocchietto selvatico. Il borgo dedica un fine settimana a uno dei prodotti più riconoscibili della cucina spontanea siciliana, tra degustazioni, musiche e iniziative lungo le vie principali del paese. Sabato 9 e domenica 10 maggio prende il via il primo weekend di Borghi dei Tesori Fest. Tra i comuni coinvolti ci sono Alessandria della Rocca, Burgio e Caltabellotta, con visite, esperienze e passeggiate alla scoperta dei centri storici e dei luoghi meno conosciuti dell'entroterra siciliano. Sabato 9 maggio debutta al Teatro Greco di Siracusa anche Antigone di Sofocle, con la regia di Robert Carsen. Dopo Edipo Re ed Edipo a Colono, il regista chiude il suo viaggio teatrale a Tebe con uno dei testi più forti della tragedia greca. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Torniamo da Emanuela Corsi con cosa ci regali stamattina per chiudere? Allora, una gaffe del ministro Valditara. Se ne è parlato tanto, sì, devo dire. esatto, che è stata ripresa anche dal nostro sito siciliaweb.it. Ucciso dalle Brigate Rosse. Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella. Il ministro in Irpinia poi si riprende, dice un lapsus, e c'è sciacallaggio contro di me. Ecco, gaffe del ministro dell'istruzione, tra l'altro, Valditara in Irpinia, parlando di Piersanti Mattarella. Sono qui per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella. All'epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio il fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Piersanti è stato un esempio di lotta alla mafia, di legalità, aveva avviato un percorso di riforme sul tema degli appalti pubblici e ricordarlo con questa intitolazione è un grande atto di importanza. Questo è stato il suo discorso. Poi il ministro si è ripreso, ecco, prima aveva detto che l'omicidio era stato commesso dalle Brigate Rosse, poi dalla mafia, insomma, poi ha detto ho dichiarato 20 volte vittima della mafia, ha precisato subito dopo, come si vede in tutti gli interventi che ho tenuto, è stato un lapsus contro di me, uno sciacallaggio ignobile. Grazie Emanuela, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa settimana, torniamo come sempre lunedì a partire dalle 8, sarà con voi il nostro direttore Michele Cucuzza il lunedì. Devo ringraziare chi ha lavorato con noi questa mattina, Massimo Ceraolo, Angelo Pandolfo, Fino La Leggia, Ottavio Longo e anche Roberto Stramondo. In redazione con noi oggi Simona Mazzone, mentre per quanto riguarda gli ospiti della nostra giornata e di tutta la settimana dobbiamo ringraziare Edoardo Sergi e Carla Previtera. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, a lunedì.